Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, linguaggio e politiche di genere. Ne parliamo con la sociolinguista Vera Gheno. Buone pratiche, conciliazione. Cooperative, cresce la fiducia nella ripresa. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa La Quercia, Trieste, nel momento in cui è uscita il primo DPCM relativo alla pandemia Covid-19, ha affrontato da subito quella che era l'emergenza per far sì che anche i servizi che improvvisamente sono stati chiusi, quindi tutti i servizi relativi ai servizi ausiliari all'interno delle scuole, i servizi educativi interni alle scuole, i servizi educativi territoriali rivolti a minori, disabili, i centri diurni. Ci siamo attivati affinché comunque tutte le persone, tutti i nostri soci avessero a disposizione il FIS, il Fondo di Integrazione Salariale per i soci delle cooperative. Per cui i nostri soci, anche quelli appunto che sono rimasti a casa, non hanno avuto mai nessuna interruzione né di stipendio, perché noi abbiamo comunque anticipato in tutti i mesi quello che c'era da anticipare. È chiaro che la situazione si è presentata tragica in un primo momento, quindi reinventarsi un po' quello che era il nostro lavoro quotidiano, il mantenere dei contatti relazionali attraverso le varie possibilità anche telematiche. Abbiamo rivisto alcuni servizi educativi in teleconferenza, abbiamo mantenuto alcuni approcci anche con le famiglie, in particolare quelle famiglie più fragili. Poi via via, ovviamente con la collaborazione anche degli enti pubblici che hanno sostenuto un po' questi percorsi e con tutti i dispositivi previsti, quindi mascherine, i guanti, i gel di sanificazione, abbiamo messo a disposizione 2 convenzioni con 2 laboratori cittadini che permettono a tutti i soci che entrano in contatto con possibili persone che hanno contratto il virus di fare il tampone in attesa di eventuali richieste da parte di Asugi, che ha dei tempi ovviamente diversi da quelli che possiamo avere noi avendo le convenzioni. Queste convenzioni ovviamente e questi tamponi sono a carico della cooperativa, che ritiene comunque doveroso farlo nei confronti sia dei soci ma anche dei servizi che noi svolgiamo per la comunità. Nonostante tutto ci siamo un po' reinventati, aggiungendo delle possibilità attraverso dei servizi su richiesta proprio dei comuni. Il Comune di Trieste un servizio di tutela per i ragazzi o per le mamme con i bambini che avevano necessità di spostarsi da casa, quindi di isolamento fiduciario. Durante l'estate invece abbiamo attivato anche dei servizi di centri estivi, sempre attraverso il Comune con l'appalto che il Comune dà e poi attraverso servizi piccoli privati. Da settembre ovviamente la cosa si è rimodulata e adesso siamo in chiusura comunque delle scuole e quindi ci siamo anche qua riattivati in maniera tale da non dover chiudere proprio tutti i servizi. L'ultima indagine congiunturale dell'Ufficio Studi di Confcooperative segnala una crescita consistente della fiducia delle imprese cooperative associate.
Le risultanze dell'indagine periodica delineano uno scenario di ripresa sostenuto sia dall'avanzamento della campagna vaccinale sia dalle opportunità legate ai fondi del Recovery Plan. Il livello della fiducia infatti fa segnare il più 30,9% a giugno 2021 come saldo tra le percentuali di cooperative che indicano un clima di fiducia rispetto a quanto esprimono sfiducia circa il futuro. Era a meno 21,2 a febbraio 2021, si attestava a meno 62,2 a giugno 2020. I pessimisti, erano il 67,7% del totale degli intervistati a giugno 2020, a giugno 2021 non superano il 7,6%. È troppo presto per parlare di ripresa vera e propria, commenta Daniele Castagnevic, presidente di Confcooperative FVG. Ma si vedono i primi timidi segnali di un miglioramento. La nostra indagine congiunturale indica che per i prossimi mesi è atteso uno scenario prudente di recupero degli ordini e della domanda. Il 27,5% dei cooperatori infatti si attende una risalita della domanda, aggiunge Nicola Gallois, segretario generale di Confcooperative FVG. Il grande cuore dei soci e clienti di Coop Casarsa non smette di battere per chi è in difficoltà. La Caritas parrocchiale di Casarsa della Delizia ha reso note le donazioni ricevute lungo il 2020, anno dello scoppio della pandemia, nel carrello per alimenti che si trova dopo le casse del supermercato centrale di via 24 maggio. In un anno la raccolta è aumentata del 20% rispetto al 2019 e ha consentito ai volontari della Caritas di assicurare a una trentina di nuclei familiari in difficoltà una borsa spesa ogni 15 giorni e, con frequenza anche più ravvicinata se necessario. Analoga iniziativa si è svolta nel punto vendita di San Giovanni con la Caritas parrocchiale San Giovannese. Nel dettaglio, oltre 180 i litri di olio donati, oltre 470 i litri di latte e oltre 600 kg tra riso e pasta. E poi ancora alimenti in scatola e condimenti per altri 400 kg. Prodotti per bambini, preziosissimi gli omogeneizzati, fino ai detersivi e ai prodotti per la casa. Habitat Microaria nasce da una volontà di tre enti che hanno firmato un protocollo d'intesa. I tre enti sono Ater, Azienda Sanitaria e Comune di Trieste. È un servizio che è nato in fase sperimentale nel 99 ma che poi è cresciuto e è diventato un vero e proprio progetto. Ater in particolare mette sul campo, o meglio sui territori dove c'è un aumento di popolazione perché ci sono degli edifici Ater, il portierato sociale, che è uno sportello che ha la funzione di avvicinare il proprio inquilino alle istituzioni. Io mi occupo per esempio del portierato sociale di Gretta, che è uno tra i tre sportelli più vecchi di Costituzione. Poi via via ne sono nati tanti altri nelle aree dove c'è una maggiore popolazione Ater. Quello che noi facciamo è quello di raccogliere banalmente le richieste, la burocrazia, ma anche e soprattutto di essere in rete fortissima con un lavoro di equip quotidiano con gli altri due enti, che quindi sono il Comune e l'azienda sanitaria, e il nostro obiettivo è quello di portare salute inteso come un miglioramento dello stato personale all'interno del proprio abitare e nella complessità dei bisogni e delle risposte alle persone. È un lavoro che richiede un'attenzione, ma soprattutto un ascolto propositivo, un sistema per entrare in fiducia con le persone, per esplorare quelli che possono essere i bisogni ma anche i rischi. Pertanto è un lavoro sociale. Se io devo spiegare cos'è il portierato sociale, dico che portierato è tutta la parte di burocrazia, quindi anche discorso di manutenzione per gli stabili. Sociale sono tutte quelle azioni che noi promuoviamo vicino ai nostri residenti, ma anche attivi con i nostri residenti, perché esploriamo anche situazioni dove anche davanti a una risposta negativa rilanciamo le opportunità che le persone hanno. E questo secondo me è il valore aggiunto. In questo momento poi anche difficile che stiamo attraversando tutti, è un punto informativo per tante cose, lo sportello, ma è anche proprio un ascolto e un rilanciare le varie opportunità, le varie possibilità che hanno le persone. È un lavoro sociale, è un lavoro di attenzione, ma è anche un dare e avere continuo, che è il valore più grande su cui noi puntiamo, il fatto che le persone possono mettersi in gioco e diventare risorse uno per l'altro.
Oggi incontriamo Vera Gheno, sociolinguista e traduttrice dall'ungherese. Ha collaborato per 20 anni con l'Accademia della Crusca e insegna all'Università di Firenze. Nel 2019 ha pubblicato il libro Potere alle parole, perché usarle meglio. Vera Gheno ha partecipato ad un percorso seminariale promosso dal Coordinamento Donne dell'Alleanza delle Cooperative. Con lei parleremo dell'importanza che ha il linguaggio che utilizziamo. Dottoressa Gheno, il linguaggio che usiamo provoca degli effetti? Perché la scelta delle parole è così importante? Il linguaggio che usiamo provoca degli effetti sulla realtà, anche se di solito si pensa che sia il contrario, cioè che sia solo la realtà a avere dei riflessi, diciamo così, linguistici. E invece le parole che usiamo ci permettono di fare una cosa, di vedere meglio o di non vedere determinati aspetti della realtà. Noi tendenzialmente vediamo ciò a cui abbiamo dato un nome perché di quello possiamo parlare. Se una cosa non ha un nome non ne possiamo parlare. Da questo nasce la necessità di chiamare le cose e possibilmente nella prospettiva di una pacifica convivenza delle differenze, no? Quindi anche tra le diversità degli esseri umani, nominare la diversità correttamente. Lei ha scritto: ciò che non viene nominato non esiste. Che significa? E che cosa può significare, in particolare, pensando al ruolo femminile nel mondo dell'impresa e delle professioni? Ciò che viene nominato non esiste perché, appunto, non avendo un nome, non rimane impigliato nella nostra rete linguistica che noi sovrapponiamo alla realtà per capirla. Se noi continuiamo, ad esempio, a non nominare le donne che lavorano al femminile, ogni assessora, ogni amministratrice delegata e così via continuerà a rimanere una specie di panda rosa, di eccezione all'interno di una regola invece maschile. In più, noi non ci pensiamo mai, ma le nostre scelte linguistiche hanno delle conseguenze anche molto grosse sui software diciamo di tipo linguistico, sugli strumenti digitali linguistici che noi usiamo. Per esempio, se noi continuiamo a non usare i femminili professionali, anche i traduttori automatici continueranno a non tradurre ministra, per esempio, o assessora, perché semplicemente basandosi su un criterio statistico non ci saranno abbastanza occorrenze, ossia ripetizioni del femminile, da essere prese semplicemente in considerazione. Durante un webinar con le donne cooperatrici del Friuli Venezia Giulia, lei ha raccontato quanto conta la poca presenza delle donne in ruoli direttivi nella costruzione del linguaggio. Ce lo rispiega? Il modo in cui è fatto il linguaggio ovviamente rispecchia la società, quindi rispecchia il modo in cui funziona la società. Ma appunto c'è anche il viceversa, perché il fatto che non ci siano tante donne in ruoli apicali, quindi ruoli diciamo molto in alto, fa sì che facciano fatica a entrare nell'uso i femminili, quindi si tende a non pensare a una direttrice di una rivista o appunto a un'amministratrice delegata e così via, perché si continua a pensare a questi ruoli al maschile, ma non pensare questi ruoli al femminile, quindi non usare i femminili, ha anche un influsso negativo sulle generazioni successive, perché, e anche su questo sono state fatte delle prove, se noi continuiamo a pensare e a parlare di ruoli apicali al maschile, noi trasmettiamo questo stesso immaginario anche ai bambini e poi ai ragazzi attraverso per esempio i libri di scuola. Quindi una delle cose infatti che oggi si stanno facendo molto, insomma uno dei fronti su cui ci si concentra molto, è proprio quello della rimozione degli stereotipi neanche apertamente sessisti, ma anche un po' sotto traccia sessisti dai libri di testo. Ad esempio, non fare sempre l'astronauta maschio o il presidente maschio e la sarta donna e la segretaria donna, ma anche mischiare, ad esempio, le figure presenti in questi ruoli. In questo modo sembra, diciamo, quasi strano pensare che abbia tutto questo significato, una scelta del genere, ma in realtà ci sono le prove che così cambia anche ciò che bambine e bambini immaginano di poter fare nella vita. Sui temi del linguaggio femminile o del rapporto maschile e femminile, dopo 18 anni di insegnamento, qual è la sua impressione sui cambiamenti in atto nella società e tra le giovani generazioni? Allora, è inevitabile che si veda, che ci si renda conto che le cose stanno cambiando. Che cosa sta cambiando davvero? Beh, intanto io vedo che sta cambiando il modo in cui i ragazzi di oggi, i giovani di oggi concepiscono proprio le questioni di genere. Sono moltissime le persone giovani, diciamo
generazione Z, quindi quelli successivi ai millennial, che si dichiarano fluidi, nel senso di non avere neanche un'identità di genere particolarmente specifica. E questa è una cosa secondo me interessante da seguire, perché provocherà una serie di necessità linguistiche alle quali poi sarà divertente vedere come si darà risposta. Però c'è anche un'altra questione. Se i ragazzi di oggi vogliono preservare questa loro elasticità di genere, dovranno sicuramente anche impegnarsi ad esempio nei confronti della questione dei femminili professionali, perché anche se non sembra le cose sono collegate. Imparare che la diversità è un extra, è qualcosa di bello, è qualcosa che colora la nostra società, anche se è una sfida, è forse quello che deve succedere nei prossimi anni, insomma è quello di cui bisogna tenere in qualche modo conto. Quindi quello che dico sempre ai ragazzi più giovani è va bene che siete fluidi, ma ricordatevi che poi a un certo punto della vostra vita entrerete in un sistema sociale che cercherà di rimettervi nelle caselline maschile e femminile, quindi se volete anche preservare questo senso di fluidità dovrete un po' insistere per farlo, perché la società istintivamente è sempre reazionaria. I messaggi positivi che si possono dare sono tanti. Per esempio, il fatto stesso che noi stiamo parlando di questioni di lingua è qualcosa di super positivo. Vuol dire che molto più di prima le persone sentono la lingua come fatti loro, cioè come qualcosa di cui si devono occupare, e magari oltre che volersene occupare c'è anche un desiderio sincero da parte di molti di capirci di più. Allora, avere più sicurezza nell'uso della lingua e più conoscenza in ambito linguistico è qualcosa che tendenzialmente rende migliori le nostre vite. Perché? Beh, perché noi siamo esseri basati sulla parola e la nostra società stessa è basata sul logos, cioè sulla capacità di parola. Quindi questo interesse per la lingua non può che portare frutti positivi. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Il centro socio-occupazionale della Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe è un servizio diurno che ospita 13 persone disabili adulte che vengono impegnate in attività a carattere educativo ed occupazionale in un'ottica inclusiva e di valorizzazione della qualità della vita. Durante le ore di servizio, il centro è aperto dal lunedì al venerdì, vengono svolte diverse attività. Ci sono quelle a carattere appunto occupazionale che fanno riferimento ai laboratori artistico-artigianali di ceramica, cartonaggio, decorazione del legno e pittura su stoffa, e ad altre attività che sono maggiormente socializzanti, che riguardano le uscite sul territorio, e attività legate al benessere fisico e ancora attività esterne in collaborazione con altre associazioni come l'ipoterapia. Nella normalità delle cose una giornata tipo si svolge con l'accoglienza, la suddivisione nei vari laboratori e eventualmente lo svolgimento di attività esterne. Diciamo che con l'emergenza Covid abbiamo dovuto riadattare e rimodulare le attività, in modo particolare in riferimento agli spazi del centro che hanno dovuto subire delle modifiche, questo ovviamente per poter garantire il mantenimento della distanza. Quindi alcuni spazi sono stati ripensati, uno in particolare è stato utilizzato come stanza isolamento, qualora dovesse capitare che una persona durante l'orario di centro manifesti dei sintomi che possono essere riconducibili al Covid, ecco che abbiamo la stanza per poterlo accogliere e mettere in atto tutte le procedure necessarie. Diversamente all'interno dei laboratori abbiamo creato delle postazioni ad hoc, per cui delimitate con lo scotch, in cui le persone sanno che devono stare e da cui possono muoversi con una libertà relativa. A livello di laboratori non abbiamo subito grosse modifiche, noi produciamo oggetti artigianali che sono poi destinati alla vendita nella nostra bottega della solidarietà. Le attività che hanno subito una modifica maggiore sono quelle relative all'attività fisica,
perché non c'è stato più possibile né frequentare la piscina pubblica per fare rieducazione funzionale in acqua e neanche una palestra. Noi ci recavamo in una palestra delle scuole medie qua a Casarsa. Sono attività che abbiamo dovuto sospendere ma non eliminare, nel senso che facciamo un po' un fai da te utilizzando gli spazi e le risorse che abbiamo. Abbiamo un giardino ampio che ci consente comunque di fare attività all'aperto e sicuramente le passeggiate in centro paese o comunque nei dintorni non mancano. Un'altra attività che però ha subito una modifica è quella relativa al laboratorio di cucina. Diciamo che è sempre stato un po' il cardine del nostro servizio, tanto che negli anni abbiamo strutturato un servizio di mensa interna, quindi educatori e persone con disabilità collaborano per preparare il pranzo ogni giorno. In questo senso le mansioni destinate alle persone sono cambiate perché ovviamente nel rispetto delle norme sono stati mantenuti quei compiti, ad esempio di sparecchiatura, di preparazione di quei cibi che poi verranno cotti. In generale poi il servizio ha dovuto subire una riduzione di orario e questo per consentire nell'ultima ora di sanificare tutti gli spazi. Posso dire che in generale il centro, comunque il gruppo, la squadra, insomma, si è riadattata bene alla situazione, soprattutto perché le persone con disabilità hanno saputo fare proprie le procedure, le strategie anche di contenimento in maniera assolutamente naturale e anche responsabile. Questo lo vediamo ogni giorno, non solo ciascuno personalmente si preoccupa di sanificare le mani, si ricorda di indossare bene la mascherina, ma funge un po' da sorvegliante degli altri, ricordando qualora insomma questa cosa non venga fatta. Diciamo che sicuramente ha rappresentato questa situazione di emergenza una risorsa, cioè ci ha fatto lavorare anche in maniera diversa, ponendo più attenzione e ancora di più insomma alle persone e alle loro necessità. Nonostante appunto il periodo di emergenza che stiamo vivendo, credo di poter dire che il centro socio-occupazionale della cooperativa Il Piccolo Principe si è ben adattato alla nuova situazione senza stravolgere in maniera significativa né i propri ritmi né le proprie attività. E questo perché sicuramente ciò che ci contraddistingue è comunque il lavoro di gruppo e la comunione di intenti, principalmente comunque la ricerca del benessere per le persone che ospitiamo. La cooperativa sociale FAI di Pordenone ha una compagine sociale di 550 persone, di cui il 90% sono donne. Questo ha fatto sì che negli anni la cooperativa investisse in progetti dedicati alla conciliazione. Per conciliazione intendo l'equilibrio tra i tempi di lavoro e i tempi di famiglia, ovvero dare risposte anche in certi particolari casi legati a problemi familiari che possono richiedere flessibilità, job rotation, investendo in risultati non sempre tangibili, ma in risultati che poi hanno portato una promozione del benessere lavorativo e di un aumento del dialogo sociale della cooperativa. Tra le buone prassi della cooperativa in termini di conciliazione abbiamo uno sportello di conciliazione interno dedicato ai soci, un'esperienza di punto verde interno aziendale destinato ai figli dei soci e uno sportello in forma donna rivolto a un'amministrazione comunale come quella di Casarsa.